Mancino naturale di grande potenza esplosiva, 289 partite in Serie A con 156 gol. È stato 3 volte capocannoniere del massimo campionato, nel 1967, nel 69 e nel 70. 42 partite in nazionale con 35 gol. È tuttora il miglior cannoniere azzurro di tutti i tempi. 1 scudetto col Cagliari nel 70 e un titolo europeo con la nazionale nel 68. A Vicenza il suo gol più bello in campionato, per acrobazia e coordinazione. Rigorista di potenza e di astuzia, ma soprattutto grandissimo opportunista senza paura sotto rete. Un gol di destro a Napoli, una rarità. Il primo gol in nazionale contro Cipro nel 67. In quella partita ne fece 3. Primo gol con la Jugoslavia nella finale europea di Roma del 68, vinta poi per 2-0. Il più bel gol in azzurro a Napoli contro la Germania Est nel 69. Infine il 3-2 con la Germania nella semifinale mondiale in Messico nel 70. Segnerà l'ultimo gol in azzurro nel 73 contro la Svizzera.